Buongiorno, benvenuti a TG Sicilia, le principali notizie. Il giorno in cui catturammo Nitto Santapaola. 30 anni fa il capomafia catanese finiva in manette. L'ex PM della DDA di Catania, Amedeo Bertone, rievoca ai nostri microfoni quello storico arresto. Più fondi per la medicina territoriale. Il ministro della Salute Schillaci, in visita a Catania, parla dei problemi della sanità, dalla carenza di medici e infermieri alle interminabili liste d'attesa, e apre sul futuro di cardiochirurgia pediatrica a Taormina. Una mano tesa a Lampedusa. Dopo le parole di vicinanza del presidente Mattarella arrivano aiuti per l'isola in prima linea nell'emergenza migranti. Inaugurata una camera a pressione negativa per l'isolamento di pazienti con malattie infettive. Battiato, l'immortale. 2 anni fa ci lasciava il maestro, numerose le iniziative per ricordarlo. A Milo 3 giorni di eventi. Luca Madonia lo ricorda con L'Alieno, nuovo singolo estratto dal suo ultimo album. Calcio, il Catania chiude la stagione con la vittoria di Brindisi, ma i rossazzurri sono eliminati dalla pool scudetto. L'allenatore Ferraro saluta con commozione, la società già proiettata sul futuro fra i professionisti. Eterno orizzonte, trionfo ennesima delle catanesi, campionesse d'Italia per la 23esima volta, battuta nella gara 4 delle finali scudetto la SIS Roma. Tra i protagonisti la 44enne presidentessa giocatrice Tania Di Mario. Bentrovati. Il 18 maggio del 1993, esattamente 30 anni fa, a Granieri, nel Calatino, veniva catturato dopo una lunga latitanza il capomafia catanese Benedetto Santapaola. Con l'ex procuratore di Caltanissetta ed ex pubblico ministero della direzione antimafia di Catania, Amedeo Bertone, abbiamo rivissuto quell'interminabile giorno e il magistrato rivela che Santapaola lo aveva accusato di aver provocato la morte della moglie. Natale Bruno. 18 maggio del 1993, mi arriva la notizia che è stato arrestato Nitto Santapaola. Qual è la sua prima impressione, il suo ricordo? Sono stato svegliato anche io all'alba da una telefonata del dottore Manganelli e ovviamente in quel momento venivano alla mente tutti gli episodi delittuosi di cui si è reso autore e quindi sostanzialmente una sorta di liberazione. Lei l'ha incontrato tante volte nella sua attività di magistrato della direzione distrettuale antimafia di Catania prima, di Caltanissetta poi. Che sensazione ha avuto avendo quest'uomo di fronte a lei? Ma la sensazione è sicuramente di una persona che nell'ambiente delinquenziale aveva un carisma particolare. Non è stato particolarmente aggressivo, lo fu invece in una circostanza nel processo Orsa Maggiore dicendo sostanzialmente che avevo causato la morte della moglie e questo sotto un duplice profilo, sia perché con l'arresto di Santapaola dei figli la moglie era rimasta sola e sia, io ritengo, per il fatto che l'omicidio era avvenuto ad opera di Ferone, che era un collaboratore di giustizia. Lei per quanto riguarda proprio questa vicenda è stato anche abbastanza clemente nei suoi confronti, nel senso che si prodigò per fare vedere la salma della moglie a Santapaola, fu approntato una saletta in aeroporto, lui lo ricorda. Questa iniziativa ci fu per in qualche modo alleviare il dolore comprensibilmente, umanamente comprensibile, di un uomo la moglie, alla quale lui era particolarmente legato, era stata uccisa in quel modo. Secondo lei ci sono i presupposti, visto il carisma di Santapaola, di parlare dopo 30 anni ancora di un clan Santapaola in azione?
ancora l'Organizzazione Santa Paola, per quello che riesco a comprendere dalla lettura di atti pubblicati ovviamente sui giornali, è ancora un gruppo consistente e ancora in piena vitalità. I carabinieri di Palermo hanno sequestrato beni per 500.000 euro a Francesco Terranova e Vito Traina, accusati di fare parte della famiglia mafiosa di Villa Abate nel Palermitano e rimasti coinvolti nell'operazione Luce. Il sequestro riguarda l'impresa intestata a Traina, un'azienda nel commercio delle pedane in regime di monopolio nella zona artigianale di Villa Abate, un'impresa di ingrosso di imballaggi a Palermo, un rapporto bancario oltre a denaro in contanti. Un asse tra Marocco, Spagna e Italia avrebbe dovuto rifornire Palermo di grossi quantitativi di hashish. Il traffico internazionale sarebbe stato gestito da un algerino arrivato all'aeroporto di Palermo travestito da manager. L'uomo intendeva proporre l'acquisto di 3 tonnellate di hashish ad alcuni trafficanti vicino al clan di Brancato, ma è stato bloccato a Caserta dagli agenti che lo pedinavano da giorni. Arrestati a Palermo anche altri 5 sospetti. La carenza di medici e infermieri, le lunghe liste di attesa, i pronto soccorso intasati per i mali che affliggono le sanità, queste le risposte del Ministro della Salute Schillaci ieri in visita a Catania. Adelaide Barbagallo. Se i cittadini vanno negli ospedali, vuol dire che negli ospedali trovano risposta alle loro esigenze di salute tra luci ed ombre. Cercare di decongestionare l'afflusso dei pazienti nei pronto soccorsi ovviamente è il primo aspetto al quale stiamo dando seguito. Il Ministro della Salute Orazio Schillaci in visita a Catania difende la sanità pubblica, gode a suo parere della fiducia dei cittadini, poi però ammette che ci sono troppe diseguaglianze tra le regioni e che la medicina territoriale ha mostrato tutte le sue fragilità durante la pandemia ed occorre rafforzarla. Una buona opportunità è costituita dai fondi del PNRR. Ci sono fondi anche e soprattutto per la digitalizzazione della medicina e per la telemedicina, che io credo possa rappresentare veramente un cambio di marcia per far sì che ci siano meno disparità non solo tra regioni e regioni ma anche tra comuni e comuni. Qual è la ricetta del Ministro per azzerare le liste di attesa? Per ottenere una prestazione specialistica si deve attendere mesi, talvolta perfino un anno. Credo che a breve incontreremo i presidenti delle regioni per discutere proprio di questo, delle liste d'attesa. Io credo che nelle liste d'attesa, come ho già detto e ribadito, debbano essere messe tutte le prestazioni che sono fruibili per i cittadini, sia da parte delle strutture pubbliche che da parte delle strutture private convenzionate. E poi c'è la carenza di medici ed infermieri. Molti specialisti trovano economicamente più conveniente lavorare in strutture private piuttosto che nelle corsie di un ospedale. Stiamo cercando di rendere più attrattive alcune specialità, siamo intervenuti nel recente decreto legge 34 sui pronto soccorsi e sulle emergenze, facendo sì che chi lavora nel pronto soccorso e nell'emergenza abbia un'indennità maggiore e poi abbia anche sia stato riconosciuto come lavoro usurante. Stiamo lavorando per far sì che alcune specializzazioni che oggi sono poco scelte dai laureati in medicina divengano più attrattive. Per gli infermieri c'è un reale problema di carenza, stiamo vedendo di avere dei percorsi di formazione più brevi per gli infermieri ed eventualmente cercare di trovare qualche nazione estera dove gli infermieri sono formati bene per magari nel prossimo futuro poter fare degli accordi per averli a lavorare in Italia. Il Ministro apre uno spiraglio sul futuro della cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale di Taormina. Troveremo sicuramente una soluzione nell'interesse essenzialmente poi dei pazienti e dei piccoli pazienti. Schillaci ha conosciuto la mamma che ha dato alla luce una bimba nell'estate dello scorso anno con il primo parto in Italia avvenuto dopo un trapianto di utero. Un percorso realizzato al centro trapianti del Policlinico in stretta collaborazione con la ginecologia del Cannizzaro. Sanità, potenziamento dell'hotspot, miglioramento del poliambulatorio. Il governo nazionale si concentra sull'isola di Lampedusa e rassicura la comunità isolana: non vi lasceremo soli. Ieri l'inaugurazione di una camera a pressione negativa per l'isolamento di pazienti con malattie infettive. Marco Gullà.
Siamo al vostro fianco, non vi abbandoniamo. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella rivolte al sindaco di Lampedusa Filippo Mannino. Il Presidente della Repubblica ha rassicurato il primo cittadino lampedusano sull'attenzione del governo nei confronti dell'isola. Lampedusa quindi a 360 gradi, dai 1000 posti in più all'hotspot di Contrada Imbriacola al potenziamento del poliambulatorio. Proprio dal sottosegretario alla salute Marcello Gemato è stata inaugurata una camera a pressione negativa per l'isolamento di pazienti con malattie infettive contagiose. Questa struttura permette quindi il trasporto in sicurezza di pazienti con malattie infettive contagiose che interessano il registro sanitario internazionale come scabbia, morbillo e il cosiddetto morbo delle scimmie. La dotazione in questo poliambulatorio multispecialistico con 21 diverse specialità servirà e renderà una migliore offerta ai turisti che d'estate affollano l'isola, ai lampedusani e anche agli immigrati che ne dovessero aver bisogno. Si dota un poliambulatorio specialistico di un ulteriore tassello importante nella gestione delle varie patologie emergenti. Attenzione costante quindi sull'aspetto sanitario nell'isola di Lampedusa, che nelle prossime settimane, come ogni estate, sarà meta di turisti, ma al contempo sarà presa d'assalto dai tantissimi migranti che con il bel tempo proveranno a raggiungere le coste italiane. È morto nel carcere di Secondigliano, vicino a Napoli, Giacomo Maurizio Ieni, detto Nuccio, 65 anni, elemento di spicco del clan Pillera Puntina di Catania, guidato dal boss Salvatore Pillera. Ne dà notizia uno dei suoi difensori, l'avvocato Silvestro del Foro di Messina. E il legale fa sapere che nelle settimane scorse aveva fatto richiesta di scarcerazione perché Ieni soffriva di disturbi depressivi gravi, anoressia nervosa, psoriasi e altre patologie, ma l'istanza di scarcerazione a seguito di una perizia medica era stata respinta dal GIP del Tribunale di Catania. Ieni il 25 maggio avrebbe dovuto presentarsi all'udienza preliminare del processo Consolazione. La Sicilia è la quarta regione d'Italia per numero di banche del latte. Oggi ne è stata inaugurata una anche all'ospedale Umberto I di Siracusa, un servizio pensato per i bambini nati prematuri. Francesco Aloi. Una notte insieme al dottore Tirantello io assistevo una paziente, o meglio ero al seguito di una paziente che seguivo in gravidanza. La paziente aveva delle patologie per cui non avrebbe potuto, patologie molto gravi, un carcinoma per cui non avrebbe potuto allattare la bambina che veniva al mondo, e da lì il dottore Tirantello ha detto che la possibilità ci sarebbe stata se avessimo avuto la banca del latte. Adesso la banca del latte umano donato c'è anche a Siracusa, oggi l'inaugurazione all'Umberto I. L'Umberto I continua a dare e a aumentare i propri servizi. Selezionare, raccogliere, conservare e distribuire è questo lo scopo della banca. Così le mamme ritenute idonee potranno donare il loro latte, che sarà utile per i nati prematuri e non solo. Farmaci sono stati sperimentati, nuovi latti ma sempre formulati, e invece avevamo la soluzione proprio dietro l'angolo perché è il latte materno. Qui, dove c'era la direzione sanitaria, adesso c'è questo nuovo servizio. I locali sono stati ristrutturati e arredati da Rotary Club Siracusa Monticlimiti e Isa Blue Coil, che hanno donato anche le apparecchiature. Avete collaborato anche voi? Chi meglio di noi, in qualità di mamme, potevamo sostenere questo bellissimo progetto che finalmente oggi ne vediamo la realizzazione. La Sicilia va sempre avanti, ora è diventata la quarta regione in Italia per numero di banche. In Sicilia ci sono 4 banche, questo è estremamente importante perché la Sicilia, che era indietro come numero di banche fino a pochi anni fa, c'era solo Palermo, adesso è diventata la quarta regione in Italia come numero di banche, ce ne sono 4 e c'è oltretutto un piano a livello regionale per collegare queste banche e collegare il servizio in tutta la regione Sicilia. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 della scala Richter è stata registrata 17 minuti dopo la mezzanotte nel nord-est della Sicilia. Secondo i rilevamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto l'ipocentro a 37 km di profondità e l'epicentro a 8 km da Maniace in provincia di Catania e a 9 da Floresta in provincia di Messina.
Un'altra scossa, questa volta di magnitudo 3.2, è stata rilevata alle 3:22 a meno di 1 chilometro di profondità, con epicentro vicino ad Acireale. Non sono segnalati danni. 2 anni fa ci lasciava Franco Battiato, il cantautore catanese che ha rivoluzionato la musica pop italiana e celebrato oggi con diverse iniziative da Roma a Milo. Anche l'amico Luca Madonia lo ricorda con una versione acustica dell'Alieno, estratto dall'album Stiamo tutti ben calmi. Eva Spampinato. Non tutti possono avere il privilegio di non morire mai davvero. Tra questi forse c'è Franco Battiato. Il maestro, scomparso il 18 maggio di 2 anni fa nella sua casa di Milo, alle pendici dell'Etna, ha lasciato un'eredità artistica, musicale e spirituale talmente grande da rimanere sempre presente nella memoria e nel ricordo collettivo, anche di chi Battiato non lo ha mai conosciuto, come più giovani. La sua arte è destinata all'immortalità, dicono gli amici di una vita, che oggi lo ricordano come l'essere speciale per eccellenza, evocato nel testo della Cura, che resta una delle sue più suggestive composizioni. Perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io dico sempre che noi cantanti siamo più o meno bravi facendo questo mestiere. Ecco, Franco Battiato è sempre stato in un altro pianeta. Già questo spiega tante cose, come mondo, come ricerca, come musica, come intelletto. Siamo in zone altissime, per cui posso solamente dire a tutti i giovani e a tutti i ragazzi di altre generazioni di ascoltarlo, di seguirlo, perché sicuramente ci sono insegnamenti meravigliosi e poi veramente una musica che è magica, magica. Un'amicizia durata 33 anni, quella tra Luca Madonia e Franco Battiato, nata durante l'epoca dei Giovani de Novo e culminata con la partecipazione in duo al Festival di Sanremo nel 2011. L'ho conosciuto sul finire degli anni '80, lui tornava a vivere a Catania dopo gli anni milanesi e noi, complice un discografico amico comune, ci lanciamo nell'impresa di chiedergli se voleva produrre il nostro ultimo disco. Lui accetta, ci conosceva e gli piacevamo anche, per cui noi eravamo orgogliosi di questo fatto. E da lì è partita questa fantastica amicizia che vera, sincera, prova ne è la sua partecipazione con me al Festival di Sanremo, dove mi ha detto venga a farti da corista. E lì mi ha fatto ridere da morire, ma come da corista? E lui dice sì, vengo, tu fatti il tuo Sanremo, io ci sarò. E lui a 2 minuti e 40 sbucava sul palco, cantava la sua parte e mi ha nobilitato con questo suo intervento sicuramente magico, il pezzo L'Alieno. Oggi Madonia ricorda il maestro con una nuova versione acustica dell'Alieno. Mi sembrava giusto riproporlo in questa nuova veste dedicata al mio amico Franco. Intanto fioriscono numerose in questi giorni le manifestazioni organizzate in suo nome. Da Roma a Milo, che torna a celebrare l'artista con una 3 giorni, da oggi al 20 maggio, di mostre, incontri, spettacoli di danza, momenti di meditazione e di riflessione. Una breve pausa subito dopo il Catania che ha chiuso la stagione e l'Orizzonte campione d'Italia. State con noi. Il calcio, il Catania chiude la sua stagione con la vittoria di Brindisi. I 3 punti non bastano per continuare la corsa nella pool scudetto dei dilettanti. A fine gara i saluti commossi del tecnico Ferraro. La società adesso si tuffa nel futuro fra i professionisti. Marco Carli. Era un obiettivo, non si è concretizzato. Il Catania è fuori dalla pool scudetto con rammarico, dovuto soprattutto alla prima partita del girone con il Sorrento, fra recriminazioni sull'arbitraggio e gara sottotono. A Brindisi il match è stato simile, meglio la squadra avversaria, Betersi il migliore in campo, ma è cambiato il risultato, anche perché i rossazzurri hanno dimostrato di saper reagire e ancora una volta hanno fatto leva sulla bontà del loro gruppo. Sono riusciti a trovare il gol del pari con Litteri, tornato in rete dopo una stagione difficile che però porterà nel cuore per la promozione dei colori che ama. E alla fine è arrivata la vittoria della partita con il consueto inserimento di Palermo. La differenza reti penalizza i rossazzurri che non hanno chance per la qualificazione. Ferraro saluta e ringrazia, tanta emozione e un tono che dà la sensazione di un commiato. Sono contento per quello che ho fatto io insieme alla staff, con tutti i calciatori e la società e il pubblico. Poi dopo, da domani in poi, quello che verrà verrà. Io sono sereno e convinto. Dico, a volte
ho sentito dopo la sconfitta col Sorrento, ho sentito tante cose che a volte secondo me sono troppe, che non vanno, perché uno dopo la partita si mette a guardare, a giudicare, e dico che non va bene. La società, che ha già parlato col tecnico di questa stagione, ha avviato nuovi contatti, vaglia e valuta. La decisione arriverà a breve. A bocce ferme, dopo un periodo di necessaria analisi al culmine di un anno nel complesso meraviglioso e che nella memoria di tutti resterà quello della rinascita del calcio a Catania. Ci sta questa punta di emozioni, perché quando sono venuto a Catania il 28 luglio e arrivare qui alla fine è stato davvero un motivo importante. Poi in un percorso di un campionato è normale che quando qualcosa va male ci sta sempre di puntare il dito contro l'allenatore, però a volte bisogna valutare bene tante situazioni, che a volte siamo troppo superficiali a condannare una persona, e questo mi dispiace, perché davvero sono state tante notti insonni che abbiamo fatto insieme allo staff solo per questa maglia e per raggiungere questo obiettivo. Pallanuoto femminile, l'Orizzonte è campione d'Italia per la 23esima volta nella sua storia. Il 7, allenato da Martina Miceli, vince 8-6 contro la SIS Roma al termine di una partita giocata punto a punto e decisa nell'ultima frazione. Poi festa in acqua e sugli spalti. Tonino De Mana. Coppa Italia e scudetto, il double è servito, così l'Orizzonte Catania si tuffa ancora nella storia, allungando la lunga lista di trofei e confermandosi una delle squadre più titolate d'Europa nella pallanuoto femminile. La squadra allenata da Martina Miceli è campione d'Italia per la 23esima volta, battendo la SIS Roma in gara 4 per 8-6 al termine di una partita tirata e giocata punto a punto fino alla terza frazione e blindando la porta nel decisivo quarto tempo. Punteggio, come detto, in equilibrio sino al 6-6, 2-2, 1-2, 3-2 nei tre parziali. Poi, quando il gioco si fa duro, salgono in cattedra i campioni e fanno la differenza. Le parate di Aurora Condorelli, che chiude letteralmente la porta, e di gol dell'intramontabile Tania Di Mario, 44 anni, presidente giocatore, e di Claudia Marletta decidono la contesa e mandano in estasi il pubblico, che ha gremito gli spalti della piscina di Nesima, colorata di rosso e di azzurro e festante per l'ennesima impresa dell'Orizzonte. Alla fine un tripudio, lacrime che si mischiano e si confondono con l'acqua e che non riesce a trattenere neanche una veterana e campionessa olimpica come Martina Miceli. Troppo felici poi di fronte a tutto questo pubblico, non potevamo fare diversamente. Per loro Catania è la capitale della pallanuoto femminile. Non sta nella pelle Tania Di Mario, il suo gol, quello del 7-6, apre le porte della gloria. Penso che era una cosa che forse abbiamo desiderato talmente tanto che non siamo neanche riuscite a pensarla così bella. Grazie Catania, è stato bellissimo. Hai fatto anche un gol straordinario, forse uno dei più belli della tua carriera, o sbaglio? Sicuramente il più complicato. Chiude la porta invece Aurora Condorelli, che nell'ultima frazione decide di non far passare nessuno, opponendosi ai disperati assalti della SIS Roma. Sai che nell'ultima frazione non hai subito gol, avete fatto una difesa ferrea e tu le hai prese praticamente tutte. Sì, mancavano 8 minuti, stavamo pari, in 8 minuti abbiamo detto dobbiamo chiudere la porta e basta. La partita deve essere nostra, con tutto questo pubblico a casa nostra non basta nessuno. La consegna della Coppa, simbolo del trionfo, è il sigillo finale, ma all'orizzonte ci sono ancora altri traguardi e nuove sfide. Senza cantare la solita solfa sulla bontà d'animo dei volontari, va detto che in Emilia-Romagna si vede in azione un'altra Italia, di cui parliamo tutti troppo poco, perché loro non sono i protagonisti delle movide violente, non aggrediscono per un telefonino o una sigaretta negata, non fanno parte di gang più o meno baby. Sì, molti di loro sono in divisa, ma tanti altri no. Tutti sono addestrati e motivati, sanno come darsi da fare, sono preparati e capaci. Quelli nei reparti stanno sugli elicotteri, si calano alle corde di metallo, nuotano, portano gli alluvionati sulle spalle in mezzo al fango, spallano, sono migliaia. È l'Italia migliore, non c'è dubbio, ma è anche e soprattutto l'Italia che ci sa fare. Generosa, altruista, poco mediatica, se ne fregano dei selfie, di come diventare influencer, perché non li valorizziamo di più? Da protagonisti, a insegnare come si fa e perché si fa.
a scuola, in televisione, pure nei social, un'Italia seria, preparata, con i valori giusti e le idee chiare sull'empatia, gli altri, come rendersi utili. Meriterebbe di più, potrebbe contribuire a formare i più giovani e perché no, anche a dare una mano per raddrizzare un po' la baracca. Utopie? Chiediamolo alle migliaia di sfollati di Faenza e di Cesena. Ci fermiamo qui, TG Sicilia torna alle 20, grazie e buon pomeriggio.